Allora, riprendiamo, cerchiamo di chiudere, perché credo che tutti siamo particolarmente stanchi dopo le due tornate, dopo le due giornate. Io appunto mi rifaccio a quello che ho detto all'inizio, ovviamente oggi pomeriggio, per quanto riguarda il gruppo che ha ragionato parecchio sulla valorizzazione e gestione. L'idea è quella ovviamente di ascoltare quello che è emerso nei 3 gruppi di lavoro, ovviamente condividerlo, in tempi successivi redigere, estendere un documento a maglie larghe che faremo girare. Ovviamente vi chiediamo sin d'ora il contributo, la partecipazione ad un processo di revisione, di ampliamento, di condivisione, aggiungete tutti i sostantivi che volete, magari in seconda battuta arrivare a un documento condiviso che possa essere fatto girare. Anche Derrida giustamente diceva, è stata un'occasione importante, ecco, rendiamola comune, allarghiamola, cerchiamo di far capire quello che è successo in questi 2 giorni, anche perché credo Roberta poi appunto faceva una riflessione che dovrebbe anche indurre ad un'analisi complessiva non soltanto sul tema catalogazione e partecipazione, ma anche sul ruolo dei musei, degli ecomusei, di questo confronto che in queste 2 giornate abbiamo aperto. Chiaramente Andrea Petrella per chiaramente introdurre l'argomento, quindi il primo step, che è quello della partecipazione. Ok, allora il gruppo di lavoro che si è ritrovato al laboratorio laboratorio didattico sul terremoto aveva come tematica un concetto molto, molto denso e spesso anche un po' retorico e demagogico, come abbiamo avuto modo di discutere, di partecipazione. Eravamo circa in 12, più il sottoscritto in 13, e devo dire è stata una discussione molto, molto bella, fruttuosa, e non so se ne siamo usciti con delle certezze o delle risposte, ma penso con ancora più domande, ancora più interrogativi, ma forse questa è una cosa comune anche agli altri 2 gruppi. Diciamo, ho voluto impostare la discussione con l'accordo dei partecipanti, incentrando il discorso non solamente, declinando il concetto di partecipazione non solamente in ambito partecipazione alle mappe di comunità o partecipazione nelle realtà ecomuseali, anche perché diciamo, il pubblico di cui era costituito questo gruppo era molto eterogeneo, quindi non c'erano esclusivamente rappresentanti di realtà ecomuseali, ma anche di altri tipi di realtà. Quindi ho voluto intendere partecipazione in senso un po' più ampio. Tutto ciò che un processo, un momento partecipativo può innescare, quali problematiche quali nodi vengono al pettine nel momento in cui si decide di intraprendere un processo partecipativo, che sia sotto forma di mappa di comunità o un'altra forma. Quindi io ho semplicemente elencato e cercato di illustrare alcuni nodi problematici che dalla mia esperienza ho potuto rilevare per quanto riguarda le dinamiche partecipative, e le abbiamo in parte condivise, in parte dettagliate ulteriormente, e alcuni di questi punti ve li riporto. Non ve li riporto tutti perché su alcuni non c'è stato ad esempio il tempo di entrarci nel dettaglio, o hanno suscitato meno interesse di altri. Il primo punto, i primi 2 diciamo che li leghiamo assieme, è stato, che io ho sollecitato, sui quali ho sollecitato la discussione, è stato il ruolo della politica e il rapporto con le amministrazioni locali, cioè in che modo i momenti partecipativi vivono la fase del post, cioè dopo il momento partecipativo. Che cosa può avvenire? Che tipo di contatto si instaura con quelli che sono poi i decisori politici? Quindi quali contatti, quali dinamiche si innescano dopo. E questo tema è legato con l'altro tema che ho
ho suggerito della partecipazione vista come prevenzione o gestione del conflitto. Allora, qui sono nate delle discussioni, sono emerse delle opinioni che riassumo molto brevemente così. Laddove mi sembra di poter riassumere, laddove è possibile individuare un attore chiave particolarmente sensibile, magari un sindaco, un'amministrazione locale particolarmente sensibile, il processo partecipativo, che parta o non parta da una realtà ecomuseale o da un altro tipo di realtà, può avere un contatto, può avere una sua prosecuzione, può intrecciarsi con poi le dinamiche politiche di decisione politica pubblica, e il processo parte parallelamente sul lato politico, pubblico, amministrativo e sul lato comunitario. Laddove invece il processo partecipativo parte ma rimane circoscritto a livello comunitario, quindi extra amministrativo, è poi più difficile riagganciarsi alle dinamiche politiche e amministrative. Però io chiedo ai miei appartenenti al gruppo di aiutarmi in questo difficile compito di sintesi, perché veramente sono state tante le sollecitazioni. Quindi il ruolo degli attori chiave è chiaramente un ruolo che facilita e di molto l'esito del momento partecipativo, cioè un momento partecipativo che poi può avere, non nasce e muore all'interno della comunità, ma può avere un aggancio, in questo caso fondamentale, con quelli che poi saranno i decisori politici che potranno poi implementare determinate scelte fatte sui tavoli di partecipazione, sui tavoli di negoziazione. Un altro elemento che io ho posto come elemento di dibattito è la domanda che poi è nata in parte anche in queste giornate sul chi partecipa. Cioè è effettivamente una comunità ampia, rappresentativa, quella che poi partecipa ai momenti di dialogo, di confronto, di codecisione, o è una comunità costituita da quelli che io chiamo i soliti noti, cioè quelle persone che all'interno del quartiere, del vicinato, eccetera, sono quelle più propense, più proattive a partecipare. Quindi di fatto innescando dei meccanismi di selezione e escludendo di fatto gli altri, quelli che tradizionalmente sono e devo dire restano esclusi dal percorso. Allora anche qui abbiamo dibattuto un po'. Siamo concordi nel individuare una mancanza e forse un'incapacità da parte delle amministrazioni o degli ecomusei o delle varie realtà che si propongono di innescare momenti partecipativi, di saper intercettare le giovani generazioni. Quindi abbiamo notato certo un lavoro fatto con i bambini fin quando sono nelle scuole dell'obbligo, con la popolazione più adulta e anziana, e di fatto un buco mancante che è quello che va dai 16, 15, 16 anni fino agli oltre i 30 e i 40 anni. Quindi qui ci si è domandati se è un problema di questa stessa generazione che non ha un particolare interesse, o è invece una mancanza delle lacune da parte di chi dovrebbe sollecitare in maniera diversa, che siano i musei, che siano gli ecomusei, che siano le amministrazioni, i parchi o che dir si voglia, nel riuscire a intercettare questo tipo di popolazione. Quindi di fatto una cosa sulla quale penso siamo concordi è quello di ritornare sempre sulle solite fasce di popolazione, con una certa difficoltà nel focalizzarci su quelle più giovani. Un'altra cosa che devo dire mi è particolarmente piaciuta è quella della partecipazione, che non dovrebbe esaurirsi nel solo momento di discussione
e di confronto, ma una partecipazione che dovrebbe essere esplicitata anche nel fare concretamente qualcosa assieme, che sia una perlustrazione, che sia un laboratorio, che sia un'attività di un qualche tipo, ma che diciamo chiami in causa altri aspetti, non solamente quelli del dialogare, dell'ascoltare, del confrontare, ma anche quelli del concretamente sporcarsi le mani assieme, fare un qualcosa assieme, perché poi da quello nascono veramente dei momenti veramente coesi e costruttivi, condivisi. Ulteriore elemento è diciamo il riuscire a creare un clima di fiducia, mi è sembrato di rilevare, quindi, e di affidabilità. Questo si lega al fatto di dare al momento partecipativo un seguito, altrimenti tutta l'energia, tutti i tempi, i costi investiti nel momento partecipativo vengono frustrati e sono controproducenti nel momento in cui non si dà un seguito, nel momento in cui non si riesce a gestire il post mappa o il post tavolo partecipato, il post programmazione negoziata, chiamiamola come vogliamo. Quindi questa è una capacità, un'abilità che gli operatori, i facilitatori, gli ecomusei devono mettere in campo, è quella di saper dare non solo una continuità, ma anche porsi come degli interlocutori affidabili, fidati, che sanno ascoltare la comunità non solo in quel determinato momento, ma in un continuum temporale molto, molto più ampio. Abbiamo discusso anche verso la fine una cosa molto interessante sulle mappe e l'aggiornamento delle mappe, quindi la partecipazione finalizzata alla creazione di una mappa e ci si chiedeva se l'aggiornamento dovesse essere un aggiornamento che andasse a modificare, a cancellare la mappa creata precedentemente, magari anni prima, piuttosto invece mi è sembrato di notare una condivisione verso quest'altro elemento, cioè il datare delle mappe e darsi come delle scadenze, degli appuntamenti temporali e creare delle mappe a distanza magari di 2 o 3 anni l'una dall'altra per vedere come la comunità evolve, come il territorio si trasforma, ma in maniera da lasciare tracce tangibili e visibili di come il territorio si leggeva, si interpretava anni prima, senza cancellare quindi quelle tracce che sono state prodotte negli anni precedenti. Ho ancora un paio di minuti, mi sembra di capire. Dunque, abbiamo parlato anche in parte delle comunità chiuse o in molti casi diffidenti e quindi della difficoltà molto spesso a entrare in relazione, in interazione con alcune comunità, vuoi per barriere linguistiche, culturali o generazionali. E quindi ci siamo confrontati anche su questo, abbiamo visto che la lingua, il dialetto è uno strumento eccezionale per abbattere e per entrare in relazione e per riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, e quindi abbiamo cercato anche di capire, abbiamo convenuto sul fatto che il facilitatore o comunque quell'attore diciamo esterno, che poi tanto esterno non lo è, ma che comunque dovrebbe in qualche modo moderare il momento partecipativo, gli incontri, deve avere determinate capacità, si deve porre rispetto alla comunità che intende interrogare in una maniera ovviamente empatica e possibilmente anche linguisticamente molto vicina. Ecco. Questa può sembrare una conclusione ovvia, ma molto spesso, diciamo, io vengo dal mondo accademico, ci si pone nei confronti dell'oggetto che si studia in maniera forse un po' troppo distaccata, si ricerca magari la freddezza del dato o dell'informazione di cui si ha bisogno per produrre la ricerca, e si perde un po' di vista il contatto più caldo, più umano, no? Ecco, quindi questo
va sottolineato. Vediamo, perché non ho avuto il tempo ancora. Sì, poi abbiamo, così ho buttato lì anche questo elemento di discussione sulla legge della Regione Toscana per quanto riguarda la partecipazione. L'ho ricordata perché molti dei miei interlocutori già la conoscevano e ve la riporto anche a voi. Eliana, se mi aiuti a ricordare il numero della legge. 21 del 2010, 25 febbraio 2010, è una legge con cui la Regione Toscana ha pensato di sostenere economicamente quelle amministrazioni comunali che intendono intraprendere, ecco, certo mi riferisco alle amministrazioni comunali, non agli ecomusei, però è importante notare questo messaggio che viene lanciato dalla Regione Toscana con questa sperimentazione di 3 anni, non so se verrà replicata, di una legge appositamente pensata per sostenere economicamente le amministrazioni comunali che intendono implementare dei momenti partecipativi per risolvere o delle situazioni di impasse per via della localizzazione di un'infrastruttura, discarica, eccetera, ma anche per ricreare una coesione e quindi ricreare memoria collettiva. Quindi uno strumento, in questo caso economico, proprio perché abbiamo convenuto che la partecipazione ha i propri costi e ha i propri tempi sicuramente, ma anche i propri costi. Ecco, in questo caso la Regione Toscana ha individuato questo strumento di legge che va a coprire questo tipo di spese, che possono essere, diciamo, in molti casi un ostacolo, possono fungere da deterrente, da ostacolo al processo partecipativo, perché il processo partecipativo costa, ha i suoi tempi, eccetera, eccetera. In questo caso, non so, io lo metto come elemento di discussione e possibilmente come modello da replicare, ma mi diceva Eliana che già la Regione Piemonte è su questa strada e questo fa sicuramente piacere. Poi ci sarebbe anche il discorso sui nuovi abitanti, su come è possibile integrarli anch'essi nei momenti partecipativi. Abbiamo visto che molto spesso sono forse anche più propensi ad avere un ruolo attivo in questo tipo di dinamiche rispetto magari agli abitanti di cui parlavo prima, quindi quella fascia in cui si fa più difficoltà. E poi ci sarebbe tutto un discorso sul quale non abbiamo avuto molto tempo per discutere, che sarebbe quello del web, quindi di come la partecipazione, le modalità partecipative stanno cambiando, stanno mutando la propria pelle anche sulla base delle tante possibilità che vengono date dal web e quindi da una comunicazione non faccia a faccia, ma diciamo dispersa, polverizzata, ma comunque connessa, che però dall'altro lato può creare comunque delle esclusioni, cioè il famoso dilemma del digital divide, che comunque esclude di fatto alcune fasce di popolazione che non hanno ancora accesso a questo tipo di tecnologia. Ma questo tema, mi rendo conto, essere molto complesso e l'abbiamo toccato solo marginalmente, salvo convenire sul fatto che i giovani sono forse più facilmente coinvolgibili proprio attraverso questi strumenti, pensati però in maniera opportuna, aggiornati in maniera opportuna, eccetera, eccetera. Io mi fermo e mi scuso se non ho toccato tutte le cose raccolte nell'ora e mezza e passa di discussione e ovviamente se ci sono delle dimenticanze me lo dite, perché poi appunto metterò per iscritto e darò a Maurizio il testo. Grazie. Bene, il gruppo di lavoro sulla catalogazione è stato un piccolo gruppo, siamo state 6 persone, tutte donne, quindi un gruppo di eccellenza, direi. Allora, noi diciamo abbiamo cercato di affrontare l'argomento dal punto di vista sia del metodo ma anche della concretezza, dal punto di vista anche dell'operatività, perché parliamo di qualcosa che poi gli ecomusei devono fare. Alla luce delle discussioni che ci sono state in questi 2 giorni abbiamo ritenuto che effettivamente non ha senso pensare di usare il catalogo nazionale, quello gestito dall'ICCD,
per gli inventari partecipativi. Sono due logiche, l'abbiamo peraltro già detto, completamente diverse, e quindi sarebbe una forzatura inutile, sarebbe una cosa priva di alcun senso. Tuttavia potrebbe essere interessante a posteriore, una volta che si costituiscono questi inventari partecipativi, laddove emergono dei nuclei che possono essere individuati come beni culturali interessanti, si può per questi procedere a una catalogazione ministeriale con le schede dell'ICCD. Quindi diciamo non si parte da quella, ma nulla vieta di poterci arrivare in un modo evidentemente selezionato. Ora, nell'ambito delle normative dell'Istituto Centrale per il Catalogo, è stata abbastanza di recente emessa una normativa che è ancora in sperimentazione, che potrebbe essere utile per gli inventari partecipativi degli ecomusei e anche per altri inventari partecipativi. Potrebbe essere utile perché non è una scheda di catalogo, ma è un modulo informativo attraverso il quale non si schedano beni culturali, ma si schedano entità che possono essere beni culturali o meno, ma qui nel modulo vengono definiti come entità, e è un modulo unico per le entità che afferiscono a tutte le discipline, ed è un modulo semplificato da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del contenuto, perché i paragrafi sono gli stessi delle schede di catalogo ma con molti tagli, ed è semplificato perché è al di fuori di quelle che sono le procedure ordinarie, diciamo, dell'Istituto Centrale per il Catalogo. Quindi a questi moduli non vengono attribuiti numeri di catalogo generale, quindi il MODI non crea problemi nel riconoscimento del bene, in quanto non c'è nessun bene da riconoscere, hanno semplicemente dei codici che vengono assegnati localmente, e non stanno dentro tutte quelle che sono le procedure dell'ente schedatore, dell'ente competente, del catalogatore che deve essere professionista, eccetera, eccetera. Quindi possono essere compilate, diciamo, un po' da chiunque, anche se poi naturalmente vi dirò le nostre riflessioni. Il vantaggio di utilizzare questo modulo è che questo modulo è informatizzato nel sistema generale del catalogo, che si chiama SIGEC Web, che è appunto un sistema web, e quindi chiunque lo può compilare semplicemente avendo una password di accesso, e i modi vengono restituiti attraverso il sottosistema utente. Quindi mi verrebbe, diciamo, da suggerirne l'utilizzo, che potrebbe essere un utilizzo anche sperimentale, ma non è immediatamente disponibile, il modulo nella sua informatizzazione non è immediatamente disponibile. Però lo potete consultare tutti quanti entrando nel sito dell'ICCD, andando a cercare normative, e poi c'è una voce normative in sperimentazione, lì ci si iscrive e si può accedere alle normative in sperimentazione, si accede al MODI e lo si può esaminare, se non altro per avere un primo, come dire, sguardo e un primo approccio. Questo potrebbe risolvere i problemi di una scheda che è già informatizzata. E magari lo valuteremo, lo possiamo valutare, se voi ritenete se ne potrà parlare anche con l'Istituto, ma l'utilità del MODI si lega alla complicanza di fare eventuali sistemi di inventari nuovi, perché se non utilizziamo le schede di catalogo, per fare gli inventari partecipativi dobbiamo pensare a degli inventari che si costruiscono ad hoc, che potrebbe essere un inventario comune per tutti gli ecomusei, ma certo la cosa non è affatto semplice da tutti i punti di vista. Poi il problema è che una volta deciso il modello di scheda o i modelli di scheda e le norme, questo inventario nuovo andrebbe informatizzato, bisognerebbe costruire un sistema informativo, cosa che è costosa, economicamente costosa, e non è affatto semplice, perché le schede si portano appresso tutta una serie di materiali, che sono materiali multimediali, che sono georeferenziazioni, eccetera, per cui sono sistemi complessi. Oltretutto sono anche sistemi che richiedono tempi lunghi per arrivare poi a realizzarli, e francamente non ci sembra che sia questo il caso. D'altro canto non si può pensare di fare delle schede cartacee, evidentemente, più. Quindi un sistema come il portale che abbiamo visto, per esempio, del sistema dei musei di Siena, quello potrebbe essere un sistema, ma ovviamente va supportato, va manutenuto, e se poi è collettivo di tutti gli ecomusei, non lo so, dal punto di vista organizzativo forse questa cosa potrebbe essere un po' complicata.
Inoltre io penso che pensare a tanti sistemi inventariali diversi ci fa ritornare alla Babele che noi avevamo negli anni, all'inizio dell'informatizzazione, fine anni 70, inizio anni 80, quando c'erano tutte schede diverse che non dialogavano tra di loro. E poi tra lo Stato e le regioni si è stabilito attraverso un accordo del 2001 che esiste il sistema generale del catalogo del MIBAC, esistono i sistemi di catalogo delle regioni, ma tutti questi sistemi prevedono lo scambio dei dati e tutti utilizzano lo stesso metodo, e questo per cercare di evitare quella Babele che c'era stata fino a prima. Quindi bisogna riflettere bene se non si vuole avviare un ulteriore inventario con un ulteriore sistema informativo. Oltre a questo abbiamo un po' affrontato la questione dell'aggettivo partecipativo. Che cosa sono questi inventari partecipativi? Questo ci ha occupato gran parte della discussione, insomma ci siamo trovati d'accordo su tutta una serie di punti. Intanto a noi, noi riteniamo importante vedere degli esempi, dei risultati concreti degli inventari partecipativi, perché fino adesso se ne è parlato molto, e non solo nel mondo degli ecomusei, se ne è parlato molto anche nel mondo dell'UNESCO, della Convenzione del 2003, ma risultati italiani perlomeno, ma credo anche non solo italiani, non ne abbiamo ancora visti, quindi dobbiamo un attimo capire come sono stati realizzati quelli che sono stati realizzati. Però i problemi non sono pochi, perché io per esempio avevo accennato l'altro ieri sulla questione dei beni, degli inventari che schedano modelli e degli inventari che schedano beni puntuali. Questo discorso dei beni puntuali, che ha a che vedere con tutta la sfera dell'immaterialità, che da quello che ho sentito mi sembra riguarda la gran parte, non tutto naturalmente, l'oggetto di interesse degli ecomusei, ma la gran parte, e lì schedare beni puntuali anziché modelli significa schedare la vivacità, la vivezza, il fatto che si parla di patrimoni viventi, perché i modelli non sono niente che un'astrazione, ma in realtà poi è proprio il bene puntuale che dà l'idea del bene vivente e di come il bene si trasforma nel tempo. E rivedendo le schede e ritornando di continuo ad aggiornarle. Abbiamo sentito molto parlare sia ieri che oggi di interviste, di questionari, ma probabilmente bisogna capire come utilizzare questi strumenti e pensare che qui la ricerca antropologica, che è una ricerca matura in Italia, che ha costruito i suoi strumenti, può essere molto utile. Noi quando lavoriamo sul terreno non ci limitiamo a fare interviste e non usiamo i questionari, ma cerchiamo di entrare dentro le comunità, di entrare dentro e di costruire dei momenti che possono avvenire anche su richiesta, ma costruire dei momenti in cui le cose avvengano, non ci siano solo le parole. Le interviste di solito servono ad ottenere informazioni, ma noi pensiamo che dagli ecomusei debba venire qualcosa di più che non soltanto l'informazione, ma debbono venire proprio la creatività, le performance che avvengono, il modo con cui le persone fanno le cose, stanno insieme, vivono tra di loro e creano patrimonio. Questa cosa non viene fuori attraverso le interviste, ma attraverso un'osservazione sul campo, un rilevamento sul campo che sia continuativo, che sia intenso, che sia fatto secondo una metodologia che sicuramente l'antropologia italiana ha sperimentato, perlomeno nella sua professionalità più alta, ecco. E è proprio quello che diceva prima anche Andrea sul fare, no? Quando lui diceva fare le cose insieme e non solo la parola, perché la parola è un momento in cui l'espressività può essere scarsa. Il fare le cose, far fare soprattutto le cose, farle insieme, ma farle fare a chi le sa fare, agli attori sociali che le fanno, significa provocare l'espressività e quindi costruire non solo la conoscenza, ma anche l'emozione che deve esserci accanto alla conoscenza, soprattutto nel campo degli ecomusei, ma credo sempre. Poi abbiamo discusso del fatto se le mappe siano degli inventari. Le mappe sono già delle forme inventariali, però se poi servono anche gli inventari oltre le mappe, se gli inventari si fanno prima, dopo. Abbiamo pensato che tutta questa materia vada ulteriormente approfondita, che sia necessario un approfondimento, perché al di là delle parole
sui cui significati mi pare non siamo neanche poi tutti sempre precisamente d'accordo, è importante poi come dire, andare fino in fondo alle definizioni e agli scopi per alla fine arrivare a qualcosa che sia più denso delle parole che possono essere semplicemente degli slogan. Quindi su tutto questo discorso della partecipazione già abbiamo sentito che cosa ci ha detto Andrea sul gruppo di lavoro, e per quanto riguarda gli inventari in particolare bisogna capire come esercitare questa forma partecipativa. Comunque il gruppo di lavoro alla sua unanimità esprime la necessità che vi sia sempre la mediazione dello specialista, cioè che non si affidi l'inventario partecipativo esclusivamente alle comunità, ma che ci sia lo specialista che insieme alle comunità, secondo un modello partecipativo, io dico sempre di alleanza, quindi ancora di più dico, però che possa svolgere quel ruolo di traduzione culturale che le comunità da sole non sanno fare, perché loro ci sono dentro alle loro cose, dentro ai loro patrimoni ci stanno dentro, e quindi ovviamente non li vedono in un certo modo, non li vedono in modo comparativo, non li vedono in modo nitido. Le comunità sono spesso presbiti e quindi uno sguardo da lontano che si unisce allo sguardo da vicino consente di avere sicuramente un panorama più completo nella complessità che da queste comunità emerge e che noi dobbiamo riuscire a restituire. Ecco, concludo dicendo che indipendentemente dal tema catalogazione, noi pensiamo che sia arrivato il momento che si produca un volume, dei quaderni, una serie di volumi, qualche cosa di scritto che fissi queste esperienze ecomuseali italiane che ci sono state fino adesso, che dia le definizioni, che dia conto delle pratiche, perché è evidente che è un mondo che sotto un unico termine, che è quello di ecomuseo, è estremamente differenziato. È giusto che sia così, è normale che sia così, è bene che sia così, però forse per voi che ci lavorate, ma anche per noi che siamo fuori, è necessario avere un qualche cosa di scritto, un qualche cosa dove siano fissate le esperienze e le riflessioni. Se oggi uno studente universitario chiede un libro sugli ecomusei in Italia, che gli diciamo? O ci sono delle cose molto vecchie che oggi non sono rappresentative, no? di quello che abbiamo visto in questi 2 giorni, di queste realtà di cui si è parlato in questi 2 giorni, altrimenti non c'è nulla, non c'è nulla, e quindi è bene anche non sprecare tutte queste esperienze e queste riflessioni che ho sentito essere veramente approfondite e sentite, e non far passare questo momento così di attenzione, anche di così una certa focalizzazione proprio anche dei sentimenti oltre che delle conoscenze, e pensare di dare uno strumento e darvi forse anche, dare voi stessi uno strumento a voi e nello stesso tempo dare uno strumento anche agli altri, perché credo che poi di questa realtà da fuori non si sappia granché in generale. È una realtà che risulta sempre molto criptica, molto strana, molto un po' marziana. Questi ecomusei che cosa sono? Insomma, e quindi noi 5, alcuni dei quali, noi 6 che eravamo, alcune delle quali lavorano in ecomusei, proponiamo anche questo in generale come tipo di lavoro futuro ma vicino nel tempo. Grazie. Allora, il terzo gruppo ha affrontato l'argomento, il tema della gestione e valorizzazione del patrimonio oggetto appunto di catalogazione. Era un gruppo particolarmente numeroso, ahimè, una ventina di persone, quindi ovviamente 22, ecco, c'è anche Daniela che ci suggerisce che ha contato con puntualità. Un gruppo, credo come tutti, sostanzialmente eterogeneo, proprio per presenza di soggetti diversi, punti di vista diversi, realtà chiaramente rappresentate diverse, anche se la problematica e la tensione in qualche modo ci ha accomunato. Un primo elemento, forse banale, ma che è stato ribadito, credo che anche Roberta l'abbia evidenziato, il fatto appunto che il catalogo non è l'inventariazione partecipata. Da una parte abbiamo, ed è questo è stato ribadito con particolare vigore, c'è la scientificità, c'è l'oggettività, c'è l'ufficialità, c'è la complessità,
catalogare non è facile, quindi il fatto di disporre di esperti e di specialisti diventa assolutamente risolutivo. Dall'altra parte ci vogliamo, attraverso questi percorsi di ricognizione partecipata, come dire, la personalità dei soggetti coinvolti emerge maggiormente, la soggettività pure, però non si può assolutamente fare a meno del punto di vista della comunità. Quindi c'è una sorta di, come dire, di ridefinizione, di riorganizzazione complessiva di questo percorso appunto di ricognizione, solo successivamente di catalogazione. Lo strumento chiaramente principe, probabilmente il fatto che fossero presenti a questo gruppo di lavoro soprattutto gli ecomusei, non poteva che essere, chiaramente è stato ribadito, la mappa di comunità, che è uno strumento fondamentale, ovviamente utilizzabile e proponibile anche da altre realtà, che riesce a selezionare chiaramente il contesto, riesce a selezionare il patrimonio, il valore emerge, ovviamente deve essere un valore che oltre ad essere intrinseco, c'è il valore della salienza architettonica, c'è il valore della salienza naturalistica che va evidenziato, ma c'è anche l'aspetto sociale. Ci sono tutta una serie di elementi apparentemente secondari relativi al rapporto tra la comunità e questi beni che vanno presi in considerazione, quindi valore sociale, valore condiviso. C'è stata una frase interessante, credo detta da Chiara Viani, che diceva: l'apertura alla comunità necessaria non significa banalizzazione. Su questo credo tutti ci siamo ritrovati. Però c'è un altro aspetto a proposito delle mappe che è emerso appunto da parte di come dire, una persona di peso che ha condiviso le nostre riflessioni, Daniela Perco, che è comunque un concetto anche stato ripreso da Daniela, altra Daniela, il fatto che buona parte delle mappe, quasi tutte, erano rivolte al passato, quindi c'è anche l'esigenza di aprire scenari nuovi. Giustamente la seconda Daniela ti ha suggerito la mappa di comunità di Goddo, ovviamente prendendola come esempio appunto particolare, potrebbe essere, non dico rifatta, ma aggiornata, aprendo lo sguardo verso il futuro, la mappa dei desiderata, la mappa dei contenuti e dei processi che la comunità di Goddo vorrebbe avviare nel suo contesto di appartenenza. Questo potrebbe essere, come dire, una seconda tappa di un percorso che certamente non si esaurirebbe in 3 anni, ma veramente avrebbe modo di svilupparsi nel corso del tempo. Inevitabilmente poi la discussione è scivolata dallo strumento all'ambito di riferimento, chiaramente l'ecomuseo, erano presenti anche musei, reti di musei, ma credo che questa riflessione possa essere appunto allargata. Emersa, e anche su questo credo Roberta abbia posto l'accento, quindi condividendo, anche se non ha preso parte direttamente al nostro percorso di riflessione, il fatto che ci sono ecomusei ed ecomusei, quindi abbiamo evidenziato la distinzione chiaramente di queste realtà, che potrebbe dipendere sia dalle leggi che in qualche circostanza stanno a monte, leggi magari diverse che partono da un dettame legislativo da definito, è il caso quasi sempre della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, ma che poi appunto questo testo, questi dettami subiscono delle modifiche che rendono magari le leggi che stanno a monte non sufficientemente operative e non come dire, sufficientemente chiare per dare l'avvio agli ecomusei. Il secondo discorso è quello della gestione. Chiaramente io almeno faccio riferimento al contesto legislativo che conosco maggiormente, ovviamente quello della legge regionale 10/2006, che offre un ventaglio di opportunità da un punto di vista gestionale. Chiaramente il fatto che un ecomuseo sia gestito da un ente pubblico, da un comune, da un comprensorio di comuni, significa tante cose. Il fatto che sia gestito da un'associazione in cui comunque è presente il pubblico, è presente l'ente pubblico, lascia aperti scenari diversi e anche credo lascia aperti, come dire, qualità diverse degli ecomusei, ma anche capacità di operatività diverse, quindi maggiore libertà di azione, maggiore restringimenti di azione. Tutto questo ovviamente dipende anche dall'ente gestore. Come sapete non è un ente gestore, ma un ente che sovrintende le attività ecomuseali.
Tra l'altro, torno un attimo indietro a proposito della mappa, sarebbe interessante, soprattutto in una fase di verifica successiva, avviare una sorta di bilancio sociale di quello che è stato avviato. Questo è stato un suggerimento di Angelo Valerio. Riflettendo un attimo, credo sia molto complicato su una procedura, su un processo del genere, avviare un percorso di analisi e di verifica. Io, e chiaramente lo dico qua, propenderei per una attivazione del bilancio sociale a proposito di opportunità, anche da un punto di vista, produttivo, anche da un punto di vista relativo alla microeconomia che la mappa ha avviato. Ovviamente penso ai progetti in cui siamo coinvolti, credo che sarebbe interessante capire come il progetto del Pan di Sorte sia stato, agevolato, sia stato sostenuto attraverso questa sorta di sovrapposizione chiaramente che c'è stata tra un processo di avviato e un processo che abbiamo voluto avviare proprio per, da una parte, irrobustire un percorso che era già chiaramente stato definito. Sono emerse tutta una serie di riflessioni a proposito delle attività, non tanto delle attività perché non è un termine corretto, a proposito delle azioni, delle missioni che un ecomuseo potrebbe e dovrebbe svolgere. Apparentemente si tratta di valutazioni magari generali, ma che a tutti gli effetti possono avere ripercussioni anche nel campo della valorizzazione e gestione dei beni. Un primo aspetto chiaramente è che gli ecomusei devono comunque fare un grosso lavoro di sintesi. Sono tante cose assieme, la sintesi diventa fondamentale anche per uscire da tutta una serie di difficoltà di carattere operativo che potrebbero manifestarsi. Un secondo aspetto è quello della mediazione, ed è un aspetto credo molto presente almeno in alcuni degli ecomusei della nostra regione, dove ci sono delle problematiche particolari con delle conflittualità in atto. Chissà quante volte in questi 2 giorni chiaramente non ho fatto il conto, abbiamo parlato di conflitti e conflittualità. Certamente l'ecomuseo potrebbe essere non un'occasione, uno strumento, anche se il termine è proprio, per avviare dei percorsi di riflessione di superamento di queste conflittualità. Un terzo aspetto veramente quello dell'apertura. Gli ecomusei non devono assolutamente dimenticare o avere timore ad aprirsi, chiaramente nel caso dei beni culturali, dei beni naturalistici, dei processi di catalogazione. Prima giustamente Roberta diceva la presenza dell'esperto, la presenza dello specialista diventa assolutamente fondamentale. Non possiamo permetterci di cadere in quella improvvisazione che Daniela Perco evidenziava se non ci affidassimo appunto a questi esperti. Quindi è un percorso assolutamente fondamentale. Altro aspetto, vedete, c'è un elenco di riflessioni, ma con grande franchezza mi è difficile veramente arrivare ad un percorso di maggiore conseguenzialità. Si è parlato anche di beni di comunità che in tutti gli ecomusei sono presenti e che gli ecomusei potrebbero valorizzare maggiormente. Credo che il termine bene comune sia ormai di grande diffusione. Tra l'altro proprio in questa sala alcuni giorni fa l'Ecomuseo ha promosso un incontro sui beni civici, sui beni comuni di Gemona, c'era anche Alma Bianchetti, abbiamo riflettuto, siamo tornati indietro nel tempo, ma alla fine ci siamo resi conto che sono situazioni ed argomenti assolutamente attuali con cui ci si deve misurare quotidianamente, anche da un punto di vista, credo, operativo ed economico. Gli ecomusei devono far crescere la comunità anche in relazione al patrimonio che gli ecomusei e le comunità chiaramente posseggono, attraverso iniziative di formazione, di acquisizione di conoscenze. Un aspetto molto interessante che ha evidenziato Aldo Colonnello è stato quello della capacità di leggere il territorio, aggiungo io il paesaggio che è una sorta di sintesi paradigmatica, esatto, ma anche chiaramente di quelli che sono i beni materiali, anche immateriali, che connotano tutti questi territori. Quindi tutta una serie di missioni che l'Ecomuseo deve chiaramente porsi, che non vanno assolutamente dimenticate.
Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Ecco, chiaramente poi bisogna essere in grado anche di avviare delle dinamiche che necessariamente, forzatamente prevedano l'autofinanziamento. Tutti ci rendiamo conto delle situazioni difficili in cui versiamo, gli ecomusei, i musei soprattutto, quindi bisogna avere una nuova capacità di interpretazione, anche di, come dire, di cogliere le opportunità che, si è detto anche questo, anche il mercato chiaramente può offrire. Per quanto riguarda il mercato, ecco, giustamente è emersa la necessità di dotarsi di un codice etico. L'apertura va bene, credo che anche il progetto del Pandisor comunque si muova in un contesto di scambio, di domande ed offerta, eccetera, anche se è decisamente un prodotto di nicchia, però sia per quanto i rapporti interni, in questo caso in una filiera, sia per quanto riguarda poi il modo di proporsi al territorio interno ma anche a quello esterno, sia assolutamente necessario dotarsi di un codice affinché i presupposti su cui l'ecomuseo lavora ed opera non vengano assolutamente meno. Questo è un aspetto, credo, assolutamente fondamentale. Niente, io credo di avere esaurito questa riflessione generale. Appunto, mi scuso per non essere riuscito anche per i tempi stretti a definire un percorso più chiaro, ma credo appunto che queste sono state ovviamente le problematiche. Ecco, devo dire anche che la presenza di un gruppo numeroso ha creato molto dibattito, molto confronto, forse l'ha anche spezzettato, come una volta si diceva, si è andati anche a fuori tema, ma questo credo che abbia assolutamente reso più interessante, più coinvolgente questa occasione di confronto. Io aggiungo solo una cosa, chiaramente in chiusura, poi magari passerò la parola ancora a Roberto e ad Andrea. Chiaramente in questo punto faccio una valutazione come organizzatore. Io chiaramente non posso che ringraziarvi per la vostra presenza, chiaramente in questi 2 giorni. Per noi dell'Ecomuseo delle Acque è stato un vero e proprio arricchimento. Come avete capito, abbiamo cercato in questi anni di aprirci tantissimo sia al nostro territorio, ma anche avviando scambi, collaborazioni, eccetera, con ecomusei ma anche con esperti di altri settori, e questa per noi è stata un'occasione assolutamente straordinaria. Abbiamo conosciuto realtà straordinarie, abbiamo conosciuto progetti straordinari, ed è questo un po' il percorso che l'Ecomuseo in questi anni ha voluto avviare. Credo che sia uno dei pochi casi, Giuliana Ferrara dovrebbe riconoscermelo, di apertura anche ad altre tipologie museali, perché finora gli ecomusei hanno discusso una sorta di enclave, non hanno avuto il coraggio forse di esporsi, non sono usciti ecco, rispetto ai confini che solitamente si autodefiniscono, e questa è stata secondo me un'occasione straordinaria. Quindi vi ringrazio per la grande collaborazione e la grande partecipazione. Ecco. Io vorrei semplicemente ringraziare l'Ecomuseo delle Acque di Gemona, perché per me questa esperienza di 2 giorni è stata illuminante, nel senso che dentro il mondo degli ecomusei non c'ero mai entrata così tanto e quindi ho capito molte cose, nel senso che credo che noi tutti tra ieri e oggi abbiamo fatto politica, ma la politica buona, abbiamo fatto la politica buona, e credo che questo esempio, diciamo, dell'Ecomuseo di Gemona sia un esempio virtuoso per moltissime cose, ma anche per quello che sottolineava prima Maurizio, di cui credo sia e possa andare orgoglioso: l'aver intessuto rapporti, l'aver messo in connessione le persone, aver creato anche tra di noi la possibilità di incontrarci e di conoscerci, persone che non si conoscevano. E questo va oltre il ruolo che l'Ecomuseo dovrebbe avere sul territorio, ma è invece la vocazione politica di questo museo, di questo ecomuseo, che io trovo straordinaria, e quindi sono molto grata agli amici di Gemona, li ringrazio moltissimo, sono contenta di questi 2 giorni perché ho imparato molte cose, vi ringrazio anche voi tutti, è stata per me un'ottima esperienza e penso che magari dei momenti così andrebbero, nonostante la fatica di organizzarli, ripetuti, non so, magari periodicamente, sarebbe molto utile. Grazie a tutti. Non so se... Sì, anch'io mi associo, Roberta
mi ha fatto venire in mente che anche nel nostro gruppo si è parlato dell'azione politica che l'Ecomuseo ha, ma nella politica intesa nel senso più nobile del termine, non ovviamente quella partitica, e quindi così volevo ricordare che anche nel nostro gruppo abbiamo convenuto su questo, che dopo tutto quello che stiamo facendo, questo nostro ritrovarci, discutere al di là delle nostre appartenenze di lavorative, occupazionali o dalle nostre provenienze, ha un significato anche politico, oltre che culturale, sociale ed economico. E mi piace che in questi 2 giorni si sia parlato anche di prospettive, anche se piccole, micro, ma di sviluppo anche economico, di sviluppo locale, ne parlava Monsieur De Varin, ma anche di sviluppo economico in generale. E quindi insomma un grazie ancora a tutti i partecipanti, a Maurizio De Telca per l'organizzazione. Grazie a voi.